ancora adesso non si sa, gli aumenti, se negli alimentari si vede già facendo la spesa al supermercato o nei negozi, invece per quanto riguarda la luce e il gas devono ancora arrivare proprio le bollette, quelle aumentate. E allarme prezzi in Italia, l'inflazione sale e il Codacons parla di una stangata da 1.200 euro a famiglia, mettendo così a rischio i consumi. Il fatto che i prezzi continuino a salire avrà sicuramente un impatto più forte sulle famiglie meno abbienti. Le prime bollette sono già arrivate, io personalmente me ne è arrivata una che è il triplo di quella che avevo prima. E andando avanti così non si sa cosa succede. Ci si accorge tantissimo sulla spesa, proprio perché anche al supermercato, dove risparmiavi un po' rispetto al negozio, i prezzi sembrano quelli di negozi adesso, la frutta, verdura, un po' tutto è aumentato comunque. E se non aumentano le pensioni e i stipendi in base a quello che è il costo della vita, come facciamo? Tra qualche mese ci accorgeremo a fine anno cosa c'è rimasto. Io ho abbastanza bene perché posso permettermelo, però è un'ingiustizia pazzesca. Io trovo che questa cosa qui è tutta una montatura per farci diventare poveri, capisci? C'è chi diventa più ricco e chi diventa più povero, purtroppo. Emergenza prezzi destinata purtroppo ad aggravarsi nei prossimi mesi, comportando un aumento dell'inflazione che desta particolare preoccupazione per l'impennata dei prodotti alimentari che a dicembre sono saliti del 3% su base annua. Ci siamo già accorti Come la sta vivendo questa? insomma, cosa vuole? Si cerca un attimino di prendere quello che serve e basta, insomma. Però dell'aumento c'è stato, della pasta, un po' di tutto, diciamo, ecco, nei supermercati si vede. La stiamo vivendo che purtroppo siamo costretti a pagare. Effettivamente lo scontrino pesa moltissimo, secondo me è aumentato ma più del 30% e non c'è controllo.